Da simbolo di pace e fratellanza a bersaglio di polemiche, il copione si ripete anche in questo Natale, come ormai ogni anno, purtroppo, da tempo. Così, sia a Mogliano Veneto, nella Marca trevigiana, è stata la scelta degli insegnanti di una scuola elementare di non allestire il presepe a scatenare la bufera, ad Azzano Decimo, nel Pordenonese, la miccia si è accesa per le modalità di realizzazione della Natività. Asilo comunale Giovanni Paolo II, il presepe 2019, non vede presenti né Maria né Giuseppe, tantomeno Bue ed Asinello, solo il bambin Gesù dalla pelle scura disteso sopra il mare, accanto un'ancora. Un bambin Gesù migrante. Abbastanza da innescare la polemica dell'opposizione di centrodestra in comune. Due consiglieri postano la foto su Facebook attaccando l'amministrazione di centrosinistra per i contenuti politici della rappresentazione e i social si scatenano. Da una parte chi parla di attacco alla tradizione cristiana, della smania di voler sembrare originali e di mente aperta a tutti i costi, tanto da creare un simbolo che nulla ha a che fare con il presepe. Dall'altra chi difende la scelta, dal colore della pelle alla simbologia delle tragedie del Mediterraneo, simili alla fuga di Giuseppe e Maria. In mezzo la preside, finita inevitabilmente nell'occhio del ciclone e che cerca di abbassare i toni. Non è il caso, scrivere in una nota, in un periodo storico già contraddistinto da livore sociale, violenza verbale, odio gratuito e assenza di relazioni umane, di preoccuparsi così tanto per il colore del bambolotto del presepe. Tentativo a vuoto, viene da pensare, in attesa della prossima polemica.